partecipazione così numerosa e grazie anche a Gino Casati che ha molto contribuito al percorso di umanizzazione di noi, sicuramente anche il mio. Questa sera affronterò alcuni dei molti temi relativi all'amministrazione di sostegno. Ne affronterò 3, e cioè cercherò di essere anche abbastanza veloce, poi lo spazio per le domande consentirà l'approfondimento, e cioè, dicevo, che cos'è l'amministrazione di sostegno e come si accede all'amministrazione di sostegno. Il secondo tema, il secondo capitoletto, riguarderà la Procura Generale e il terzo capitoletto riguarderà una risorsa che può essere attuata per il cosiddetto dopo di noi. 3 temi che si concatenano fra di loro. Ci sono, ripeto, molti altri argomenti, li vedremo nello spazio dedicato al confronto. È stato opportuno ricordare che la legge che ha previsto l'amministrazione di sostegno ha 21 anni e qualche giorno, perché questi 21 anni questo strumento li dimostra. Si è partiti con un grande entusiasmo nel 2004, l'amministrazione di sostegno è un istituto, cioè uno strumento che è entrato in vigore, è diventato effettivo a marzo del 2004, la legge del 9 gennaio 2004, però adesso ci stiamo accorgendo che non tutte le speranze sono sempre state ben riposte. Poi vi dirò brevemente i motivi. Era una legge molto attesa, perché prima avevamo solo gli strumenti del codice civile, che è del 1942, ed era impostato, la visione del codice era: difendiamo la società dalle persone disabili. Sono delle persone o pericolose, soprattutto la disabilità psichica, oppure delle persone che non devono gravare sulla società e quindi dobbiamo tutelarne il patrimonio quando c'è. La grande distinzione è quindi tra persone capaci e persone incapaci. Le persone incapaci erano assoggettate, erano sottoposte a un tutore per semplificazione. Potevano fare, no, non potevano fare nulla. Non potevano fare una piccola donazione, per esempio. Non potevano esprimere delle loro aspettative, dei loro desideri. Questa legge è intervenuta, il paragone che si fa, che si faceva, ormai anche un po' frusto della verità, è intervenuta pensando di far indossare alle persone disabili un abito sartoriale, cucito su misura, che tenesse conto delle aspettative della persona disabile, aspettative non solo di natura economica. L'urgenza di questa legge è attuale, perché a marzo 2024 la provincia di Treviso contava circa 880.000 residenti, di cui il 79,90% maggiorenni, con picchi nella fascia di età tra i 60 e i 70 anni. La provincia di Pordenone, dove io lavoro, è una provincia ovviamente molto più limitata dal punto di vista della popolazione residente, siamo circa sulle 400.000 persone. Lì però c'è un picco, c'è
una percentuale di popolazione maggiorenne pari all'87%. La popolazione invecchia, questo è chiaro. E quindi sempre di più la frontiera è come tuteliamo queste persone, come tuteliamo le persone disabili, ma come tuteliamo gli alcolisti, le persone con l'Alzheimer, come tuteliamo i ludopatici. Capite allora che è bene avere uno strumento che ci consenta di ritagliare su misura dei provvedimenti per assicurare loro una dignitosa tutela. Non basta più avere una tutela, la tutela deve essere dignitosa. L'amministrazione di sostegno può essere, alcune cose vi saranno già note, sarò veloce su questa parte, ma desidero ricordarle perché magari qualcuno non conosce certi aspetti. L'amministrazione di sostegno è una misura temporanea, nel senso che può durare tanto quanto necessario. Per esempio una persona che ha un incidente stradale, è ricoverato in ospedale, va in coma o è tenuto in coma per un certo periodo, anche lungo di tempo, l'amministrazione di sostegno può essere attivata per un periodo di tempo, tanto quanto necessario. L'amministrazione di sostegno è una misura gratuita. L'amministratore di sostegno può ricevere un rimborso spese che è determinato dal giudice. E qui c'è uno dei grandi problemi, c'è una delle grandi crisi dell'amministrazione di sostegno, perché l'amministrazione di sostegno è diventata un ruolo remunerativo. Per alcune figure professionali è una fonte di reddito del loro reddito. Ok? L'amministrazione di sostegno, inoltre, può essere richiesta dallo stesso beneficiario. La persona disabile è obbligatoriamente sentita dal giudice. Quando parlo di giudice mi riferisco al giudice tutelare, perché esprima il suo gradimento su colui o colei che vorrebbe avere come amministratore di sostegno. E qui si apre l'altra crisi dell'amministrazione di sostegno, perché l'audizione del beneficiario, cioè della persona a cui dovrà essere affiancato l'amministratore di sostegno, molto spesso è un'attività svolta in modo sbrigativo, non dai giudici togati, cioè dai giudici professionali, ma da dei giudici onorari, che non sempre, come del resto anche i giudici togati, hanno la preparazione per affiancarsi in modo attento a questa difficile fase che è quella dell'ascolto. Chi altro può chiedere l'amministrazione di sostegno? I genitori. Il coniuge che non si è separato. Lo possono fare le persone conviventi. E non pensate solo alle convivenze di fatto, ma pensate ad esempio a un convento di suore. Ci vuole molta fantasia per gestire l'amministrazione di sostegno. I fratelli, gli zii, i cugini, le cognate, cognati. I servizi che hanno
stabile rapporto di assistenza e di cura. Una casa di riposo, un liceo, in teoria potrebbero chiedere l'attivazione dell'amministrazione di sostegno. Scusate. E poi c'è anche il pubblico ministero. E di solito, siccome attivare una procedura ha un costo, anche se gratuita, ha comunque un costo, i servizi sociali cercano di attivare il pubblico ministero. E questo dilata molto i tempi, perché il pubblico ministero, che è quello che vedete sentite in televisione, solitamente ha poco tempo per occuparsi delle amministrazioni di sostegno. Come viene confezionato il decreto di nomina di un amministratore di sostegno? Individuata questa persona che funge da amministratore di sostegno, che dovrebbe cioè essere, attenzione, l'amministratore di sostegno non è e non sarà mai la badante, ma è o dovrebbe essere la persona che, faccio questo esempio, assume la badante migliore per quel tipo di beneficiario. Preferibilmente l'amministratore di sostegno è scelto all'interno della famiglia. E non è detto che l'amministratore di sostegno debba essere solo uno, anche se la prassi è abbastanza restia da questo punto di vista, ma la legge consente di avere anche due amministratori di sostegno. Come sono solito dire, non vedo perché due genitori che hanno sempre accudito il figlio minorenne, disabile, improvvisamente si debbano separare in questa comune gestione e uno solo possa o debba rappresentare il figlio. Non lo possono fare entrambi. Magari c'è un fratello che è molto bravo negli aspetti economici e una mamma che invece è molto più vicina al figlio per la gestione della sua quotidianità, quindi sa accogliere meglio le esigenze, mentre l'altro fratello è sposato fuori casa, conduce la sua vita. Per tutto ciò che non è previsto nel decreto di nomina, il beneficiario è considerato una persona capace. Può fare testamento, può sposarsi, può fare una donazione, può accettare un'eredità o rinunciare a un'eredità. È chiaro, deve essere capace di intendere e di volere. È chiaro, il decreto di nomina deve tener conto se ci sono delle limitazioni in questa capacità di intendere e di volere. Nel decreto di nomina sarà anche importante che l'amministratore abbia la possibilità di ricevere mensilmente una somma di denaro da destinare alle spese corrette del beneficiario, perché altrimenti non potrebbe, se non richiedere continuamente l'autorizzazione al giudice tutelare. Quindi è bene, quando si fa la domanda, indicare una somma di denaro che presumibilmente è sufficiente per garantire le spese quotidiane, dove le spese quotidiane sono date anche dal fatto di andare in vacanza, uscire per andare al cinema, non sono fatte solo di magliette, mutande e cibo, ok? Nel decreto di nomina ci sarà anche indicato l'obbligo di rendiconto. Che significa? L'amministratore di sostegno diventa, con il suo giuramento,
in tasca per altre finalità i soldi del beneficiario, come il reato che è il peculato, che è il reato del pubblico ufficiale che si appropria della cassa del comune. E come si fa a rendiconto? Che è uno degli aspetti che spaventa di più gli amministratori di sostegno. Il rendiconto non significa mettere via gli scontrini delle spese. Il rendiconto significa conservare le pezze giustificative delle spese più rilevanti, magari allegare le fotocopie dell'estratto di conto corrente in cui si vedono i movimenti, e significa dire al giudice, perché questo rendiconto va poi vistato dal giudice, la verità, e cioè se una persona, un beneficiario, è in ospedale e ha bisogno di assistenza notturna, io potrò trovare un'infermiera, una protettrice sociosanitaria che mi rilascerà una fattura, ma mi costerà 200 euro la notte e non 80, 90, 100 euro. Ecco uno degli altri grossi problemi di funzionamento dell'amministratore di sostegno. Molto spesso i giudici, io sono il giudice, ma molto spesso i giudici sembra che pensino che la vita sta dentro il codice, ma grazie a Dio la vita non sta dentro il codice e il buon senso molto spesso non sta dentro il codice. Per cui è necessario, quando si presenta un rendiconto, esprimere chiaramente: ho speso 1.000 euro per assistenza perché non avrei trovato mai nessuno, per quello non delle 1.000 euro nelle rimanenze del conto corrente di mia figlia e di mia mamma. Ok? Più chiaro fino qui. Ci sono degli atti, che sono gli atti di straordinaria amministrazione, sostanzialmente vendere, dividere la casa che i genitori hanno lasciato ai fratelli, sì, i figli e i fratelli, che devono essere autorizzati dal giudice tutelare. Fino a qualche tempo fa era il tribunale, adesso si è semplificata questa procedura. E questi atti di straordinaria amministrazione vanno pensati bene, perché appunto devono ricevere una autorizzazione. Ad esempio, se bisogna fare una divisione, bisogna far capire al giudice il valore di mercato della casa, la quota posseduta, e quindi bene in questi casi impostare la domanda con l'aiuto di qualche esperto. Ci sono delle associazioni anche per questo. Molte di queste autorizzazioni ora possono essere richieste direttamente dal notaio. È il notaio che comunica al tribunale: guardate che in data tale e tali farò questo atto a cui interverrà Tizio, rappresentato dall'amministratore di sostegno. Questa comunicazione è diretta al giudice tutelare. Se entro 20 giorni il giudice tutelare non si esprime, l'autorizzazione si atta o chiusa. Quindi c'è stata una semplificazione da questo punto di vista. Altra faccia della medaglia, ovviamente il notario chiederà il compenso che gli è dovuto anche per questo tipo di attività, che non è gratis. Passaggio successivo. Accade talvolta che una persona, anche uno dei nostri figli, divenuto maggiorenne, abbia a rilasciare una procura generale a favore del fratello, fratelli, dei genitori. La procura generale è quell'atto che viene fatto dal notaio e che ha un costo, anche salato per la verità, in cui una persona incarica un'altra persona di gestire in modo
generale tutti i propri beni, e compresa la presentazione della domanda per avere l'invalidità della pensione di accompagnamento, per esempio. Cosa succede a questa procura generale se si innesta all'interno di un'amministrazione di sostegno? È ancora valida? Non è valida? La risposta è sì, è sicuramente valida, anzi è possibile che lo stesso giudice, per rendere più duttile la gestione dell'amministrazione, e preveda che l'amministratore di sostegno ottenga il rilascio di una procura generale. Ok? In questo caso tenete presente che abbiamo una sovrapposizione per certi aspetti. Da un lato l'amministratore di sostegno, che come vi dicevo prima, è un'attività che prevede l'investitura del pubblico ufficiale e l'obbligo di rendiconto al giudice. E questo deve avvenire ovviamente nel rispetto dei doveri del pubblico ufficiale. Dall'altro lato c'è una procura che è un atto privati al quale lo Stato è sostanzialmente estraneo. In questo caso l'amministratore di sostegno è ancora più responsabilizzato. In questo caso l'amministratore di sostegno è molto più avvantaggiato nel muoversi, perché l'imposta non si sentirà più dire ce l'ha l'autorizzazione del giudice tutelare, perché basta che esibisca la procura generale. Ok? È uno strumento che si assomma, si unisce a un altro strumento che dovrebbe consentire una gestione più facile, più agevole. Anche la procura generale, come vi dicevo prima, non è gratis, è un costo, e questo costo in teoria è a carico del beneficiario. Vorrei ora parlarvi di una figura, di una previsione che si sta diffondendo ma non abbastanza, e cioè come poter gestire il patrimonio del beneficiario anche quando non ci sarà più nessuno che potrà prendersi cura di lui, che è l'angoscioso problema di tutti i genitori. Ok? Sto parlando del trust. Che cos'è il trust? Innanzitutto trust vuol dire fiducia. È diffusissimo nei paesi anglosassoni, da noi abbastanza, perché, ma non a sufficienza, perché sconta un nostro limite culturale. Con il trust una persona dice: bene, io posseggo questo appartamento, questa casa, questi terreni, ho dei soldi in banca, ho queste quote in una società. Bene, io dispongo che questi beni siano blindati, siano chiusi e debbano essere utilizzati per garantire una esistenza adeguata nel momento della mia morte in favore di mia moglie, mio figlio disabile. Ok? Chi amministra tutti questi beni? Ed è qui che si crea la frizione culturale di cui prima facevo cenno. Con il trust questi beni non sono più miei,
questi beni divengono di proprietà del trust. Svantaggi, io non osservo più quel patrimonio completamente, nella sua totalità. Mi impoverisco. Vantaggi, nessuno può toccare quei beni, perché quei beni hanno un fine specifico, sono finalizzati. Ma chi li amministra? Li amministra solitamente o una persona di mia fiducia, che scelgo io, oppure delle società che esistono apposta per fare esclusivamente questo. E chi mi dice che amministrino bene? Come faccio a essere sicuro che amministrino bene? Come faccio ad essere sicuro che non investano i soldi e li perdano? Perché posso nominare un controllore. Chi è il controllore? Ad esempio potrebbe essere l'amministratore di sostegno. Ok? O comunque, anche se non c'è l'amministratore di sostegno, una persona di mia fiducia. Il meccanismo sembra difficile, per noi è difficilissimo pensarlo, cioè pensare di spogliarci di beni che sono stati frutto di indicibili sacrifici per consegnarli in mano a una società che li deve gestire per quando io non ci sarò più, per assicurare a mio figlio un certo tipo di benessere, un certo tipo di abitazione. Devo essere sicuro di chi sarà il controllore, devo fidarmi sicuramente di questo controllore, ma è uno degli strumenti più duttili, più efficaci per garantire un patrimonio al momento attuale della legislazione italiana. Ci sono molti altri aspetti, dicevo, dell'amministrazione del sistema, sono anche abbastanza complicati. L'assenso alle cure mediche, chi lo può dare? L'amministratore del sistema, siamo sicuri? Le dichiarazioni anticipate sul fine vita, chi può dare? L'amministratore di sostegno, bisogna avere l'autorizzazione del giudice tutelare. Questo è un argomento che magari potremo vedere in un'altra occasione, adesso mi sembra un po' prematuro. Io mi fermerei qui, sì. E adesso aspetto un po'. Ok. Io vorrei fare una domanda, Sì. Rispetto alla gestione patrimoniale. Grazie. Forse bisogna Buonasera, mi chiamo Luca Germanini e sono fratello di un, chiamiamolo un ragazzo autistico, insomma, anzi 4 anni, una più ragazza di mia volta papà, 2 anni fa, mi sono trovato questa bomba a mano sul mano e ho dovuto affrontare insomma tutta una serie di problematiche che poi cozzano anche con una situazione socio-economica complessa come l'attuale, ma giustamente il dottor Piccina ha parlato di calo demografico, di aumento dell'anzianità, per cui il futuro non è così certo, ecco, soprattutto per chi ha familiari come i nostri. Allora, apprezzo da quanto è stato detto rispetto al trust, non capisco perché bisogna avere un trust, un controllore, un controllato, quando basta un po' di buon senso, anche da
l'economia e le scienze economiche progrediscono, e io come amministratore di sostegno di mio fratello mi trovo a dover fare delle scelte precise che sono anti-economiche e contro gli interessi di mio fratello, perché sono obbligato a investire su obbligazioni. Chi conosce la storia dei tassi di interesse degli ultimi 20 anni sa benissimo che con questa modalità di investimento non tuteliamo la parte economica dei nostri cari. Ecco, io volevo solo fare questa precisazione, perché poi c'è l'etica, c'è la morale, poi c'è la realtà. La realtà è questa. E io adesso mi attendo anche non pretendo una risposta da voi, perché so che non è ancora possibile, però mi chiedo perché non possiamo usare il famoso consenso italiano per trovare una linea comune, anche perché poi per scegliere il piano finanziario per una persona che ha i problemi che può avere mio fratello non è così facile. C'è in difficoltà un ragazzo di 18 o 20 anni che inizia a lavorare, figuriamoci chi dipende completamente dal vecchio modello di famiglia. Adesso c'è quello nuovo, per cui ci sono anche come si dice, implicazioni etiche e antropologiche non indifferenti. E la mia ovviamente è una provocazione, però è anche una, come si dice, un'esplicità, una realtà, no? La realtà è questa: chi fa in banca fa i conti e dice ma perché non posso fare un piano finanziario diverso, oppure non posso affidarmi a un consulente finanziario esterno, la banca eccetera. No, c'è questa legge e noi dobbiamo rispettarla, perché di sì, che secondo me non ha più senso ragionare universitario. Grazie, scusa. Grazie. Buonasera, volevo solo sapere, avere un consiglio sul dopo di noi, sui beni immobili, sulla loro successione, sulla destinazione, se è il caso di tutelare anche i siblings, quelli che i fratelli, i normodotati, quelli che dovranno farsi carico dopo di noi della situazione del fratello e della sorella speciale, se è il caso di prevedere un testamento che sottragga ai figli con disabilità i beni immobili, per evitare poi di gravare sui siblings tutta la situazione che si deve creare, perché ovviamente di questi beni non si può disporre, c'è sempre la necessità appunto dell'intervento del giudice tutelare. Quindi se esiste un istituto giuridico che consenta di rendere meno gravosa ai fratelli la situazione della destinazione dei beni immobili. Buonasera, ho due domande.
società, e se sì, come ci si può rivolgere, se esiste una procedura. La seconda è vicina a la domanda precedente, riguarda la scrittura di testamento, e nel caso ci fosse una preparazione del testamento nella quale uno indica appunto una persona che possa svolgere questa funzione, quanto nella sua esperienza, insomma, immagino che vada caso per caso, può incidere sulla scelta del giudice tutelare in presenza anche di altre persone congiunte del beneficiario che magari hanno caratteristiche, insomma, che favorevoli alla scelta, ma che magari non sono state scelte invece dalla persona che ha redatto il testamento. Quindi come questo atto testamentale si va a incidere o sovrapporre, non lo so, della scelta da parte del giudice tutelare. Mi hanno incaricato di chiedere se una persona... Non chiedo per me. No, mi chiedo per un amico. Mi hanno incaricato di chiedere appunto se una persona sottoposta a tutela, perché quando è stata fatta la nomina del tutore aveva 5 anni, adesso ne ha 55, se c'è la possibilità di, come si può dire, toglierla e passare eventualmente all'amministrazione di sostegno. Oppure passare la tutela se in caso di motivi o siccome anch'io ho una tutela, vorrei sapere se mia figlia, l'altra, posso lasciare la tutela del mio figlio disabile o se dare nominare un amministratore. Sì, provavamo a rispondere a questo giro. E la tutela e la curatela sono due istituti giuridici, due strumenti del codice che tuttora vigono. Per fortuna purtroppo non lo so. Io so che scusate, un dato simpatico. E il 31 dicembre 2024 il Tribunale di Pordenone aveva 3.503 amministrazioni di sostegno aperte. Vi ricordo che la popolazione, in questo caso è un po' più ampia, quindi siamo attorno ai 480.000 abitanti. Il Tribunale di Treviso alla stessa data ne aveva la metà. Ma perché questo? Poi vi dirò, poi riprenderò. Perché questo? Perché la legge dell'amministrazione di sostegno ha il suo padre, il professor Cendon, che insegnava a Trieste. Quindi da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha esteso al massimo la necessità di avere l'amministratore di sostegno per accedere ai benefici. Pochi, sono diventati sempre meno, che la Regione metteva a disposizione delle persone disabili. Questa è una spiegazione, era un'esplosione di amministrazioni di sostegno. Da allora, cioè da quando la legge c'è, e alla stessa data, cioè 31 dicembre 2024, tra tutele e curatele ne avevamo 200. Questo significa che non abbiamo aperto tutele e curatele da almeno 20 anni. La tutela e la curatela, a mio modo di vedere,
sono degli strumenti di sorpassati. Non mi servono, sono troppo rigidi. Ho bisogno di qualcosa di molto agile, ok? E che costi poco, che non sia impegnativo, un costo non solo economico, ma non sia impegnativo dal punto di vista della gestione. Se posso fare le stesse cose con un ricorso che posso presentare personalmente tramite un'associazione che non lo fa gratuitamente, perché devo imbrigliare la mia attività presentando un ricorso per tutela e curatela attraverso l'intervento di un legale, ok? Quindi la mia risposta è chiara. Meno si ricorre alla tutela, meno si ricorre alla curatela, meglio viviamo e soprattutto maggiore tutela, non in senso legale, maggiori diritti siamo in grado di assicurare al beneficiario in modo veloce. Cosa fare degli immobili? La signora davanti. Cosa fare degli immobili? Allora, la risposta è molto semplice, è teoricamente molto semplice. C'è un testamento che il codice prevede che obbligatoriamente una porzione, una quota, la quota di riserva o la quota legittima che spetta per legge, debba andare in questo caso al figlio disabile, alla figlia disabile. Ma non è detto che quella quota debba essere necessariamente rappresentata da beni uguali a quelli degli altri figli. Mi spiego con un esempio. Io ho un immobile che vale 100, supponiamo che la quota di riserva sia un quarto, cioè 25. Io 25 a mio figlio disabile lo posso lasciare in denaro e posso scrivere nel testamento l'immobile, la casa sita A, la lascio a il figlio Alfredo, la figlia Bruna, mentre al figlio, la figlia disabile Carla, lascio il denaro costituito da obbligazioni di valore pari alla quota che lascio agli altri fratelli. Per esempio, è uno degli strumenti. Anche in questo caso, perché fare i testamenti non è facile, è vero che ce ne possiamo anche fare i testamenti, non è obbligatorio andare dal notaio, però in questo caso i soldi spesi dal notaio sono soldi ottimamente spesi. Quindi consiglio di rivolgersi a un esperto. È sufficiente chiaro? C'è la possibilità, tranquillamente. L'importante è che i valori corrispondano, ma non è necessario che i beni siano identici. Ok? Sì, ci sono delle società trustee cosiddette e si trovano tranquillamente nel sito, ad esempio, della Banca d'Italia. Perché sono società particolarmente controllate dalla Banca d'Italia e ci sono state e ci sono alcune società trustee, società che si occupano di gestire i trust, che sono delle associazioni per delinquere, sì, ma non tanto, perché il problema non è tanto sui patrimoni, diciamo, normali, immagino, le società trust venivano utilizzate per occultare proventi illeciti, non è proprio il caso dell'amministrazione del sostegno, non è proprio il caso, direi, cioè dove giriamo milioni di euro con sedi in luoghi delle isole Cayman, no, ma
penisola di Man, sì, per dire, cioè, società con sedi all'estero, in Irlanda, molte. Per questo la Banca d'Italia ha iniziato a monitorarle con estrema attenzione. La Banca d'Italia è un istituto severissimo e serissimo. Il caso che mi pone è, se ho capito bene, il genitore che per testamento dice vorrei che l'amministratore di sostegno di mio figlio fosse, è giusto, ho intuito bene il problema. Allora, ha il valore che non supera quello della carta in cui è scritto. Nel senso che un genitore non può disporre come vuole dell'individuazione dell'amministratore del sistema. Il caso diverso sarebbe se io, davanti a un notaio, anche fuori dall'ipotesi di testamento, dica nel caso di mia incapacità desidero che il mio amministratore di sostegno sia Tizio o Tizia. Io per me stesso, ma non un genitore per il proprio figlio, nel senso che il giudice tutelare dovrebbe comunque ricercare il miglior interesse in quel momento per la persona beneficiaria. È un'indicazione, è un vincolo morale per gli altri figli, ma più di questo non vale. Ok? Spero di aver risposto adeguatamente alla sua domanda. Sì, posso integrarlo. No, sono via apposta. Può indicarmi più di uno. Può indicarne più di uno, può auspicare che agiscono insieme, ok? È chiaro che il giudice tutelare terrà conto di questa indicazione, ma non è vincolato, a differenza del caso in cui io dica, nel caso di mia incapacità, desidero che l'amministratore di sostegno, il mio amministratore di sostegno sia Tizio o Tizia, perché in questo caso il giudice tutelare può discostarsi dalla mia indicazione che riguarda me stesso solo per gravi motivi. Tizio o Tizia sono dei malviventi, Tizio o Tizia abitano dall'altra parte dell'Europa, ok? Nel caso in cui in casi di fase testamentale più diversificasse, credo che il giudice tutelare non sia ritenuto ma possa tenere conto. Sì, esattamente, non è obbligato neanche a motivare, non è tenuto a motivare perché non accetta quella decisione. Nell'altro caso invece è obbligato a motivare perché non accetta la mia designazione nell'esempio che ho fatto. Okay? È possibile, sì, ottenere la revoca di una tutela e trasformarla in un'amministrazione di sostegno. È una arrampicata del 6° grado e quindi oscillerà qualcosa tra 5 o 6 mila euro. Tanto per dire cose che stanno. Non è possibile, quindi è da valutare bene se valga la pena attivare questa revoca per poi arrivare all'amministrazione di sostegno. Non è possibile passare automaticamente la tutela che ho io, che io la passi ad un'altra persona. Anche se è un familiare. Anche se è un familiare, perché la tutela la deve dare, la deve disporre il giudice. E quindi, subito, il giudice può tener conto della sua volontà, ma non è obbligato. Come sempre. È il giudice. Beh, scusa, allora in questo caso deve fare parte della nuova pratica di questo tipo, o fa solo, cioè di nuovo deve aprire di nuovo tutta la procedura?
No, la tutela c'è, si tratta solo di attivare la sostituzione del tutore. Cioè, volevo intervenire subito, proprio intervenire su questa cosa. sì, Ma se no, non mi sento nada. Se c'è un tutore che si offre volontario, tutore o amministratore di sostegno? tutore, purtroppo sono tutori, no? Ah, Io sono tutrice, sì, mi succede che una mamma si offre un fratello un tutore, Sì. non passa in automatico. no. Scusi, cosa intende per passare in automatico? Nel senso non essendo più io, sì. No, ci vuole una nomina, che in questo caso si chiama sostituzione del tutore, e lo deve fare il tribunale. Però quando abbiamo fatto la tutela, quando abbiamo fatto la tutela, il giudice ci ha detto lei è tutrice, Sì. poi in mancanza di lei e il marito, in mancanza del marito arriva il figlio maggiore. Cioè in automatico questo ci aveva detto nel 2002. Questo è il mio. Forse quel giudice era assente. Sembrava un altro di me. A meno che non siano già state previste nell'atto di tutela, ma al 99% non è così. Non è così. E quindi io le auguro lunghissima vita e ottima salute, ma nel momento in cui dovesse migliorare la sua condizione esistenziale tendente verso l'infinito, chi rimane dovrà chiedere la sostituzione del tutore della tutrice in questo caso. Quindi tenga proprio un po'. Ma c'è un sostituto già, c'è un cosiddetto vice? È previsto, come è prevista anche, sì, è previsto che ci sia il tutore e il cosiddetto pro-tutore. Ma il pro-tutore interviene solo nei casi in cui il tutore non possa, ma esista, oppure sia in conflitto di interessi con la persona tutelata. Faccio un esempio. Poi vediamo. Faccio l'esempio. Tizio è tutore del fratello Caio, ok? C'è un protutore che è una zia, che è una cognata, che è la convivente non sposata di qualcuno, faccio l'esempio a caso. Se i due fratelli dicono ok, dobbiamo dividere la casa perché devo creare un appartamento per me, per la mia famiglia, e nell'altro accanto rimarrà mio fratello disabile, qui ci potrebbe essere un conflitto di interessi, allora subentra il produttore. Ma il produttore non ha tutti i poteri del tutore, nel senso che interviene, come ho detto prima, solo nel caso in cui il tutore non possa provvedere. Mi sono dimenticato prima di dirvi che in caso di urgenza il giudice tutelare può nominare anche un amministratore di sostegno provvisorio. Quali sono questi casi urgenti? Solitamente sono proprio i casi che riguardano un beneficiario che è in coma, che ha bisogno di un intervento importante, immediato, per esempio un trapianto, oppure casi in cui sia necessario provvedere alla istituzionalizzazione, parola bruttissima. Bisogna provvedere con urgenza all'inserimento di una persona in struttura protetta perché finalmente si libera un posto nella struttura che è più adeguata a seguire il beneficiario. Poi il tutore provvisorio, l'amministratore di sostegno provvisorio può essere confermato, neanche no, posso dire no, insomma, ok, è una notizia che ho dimenticato di notare. La signora voleva fare una domanda di parola? Sì, scusi, una domanda in realtà rispetto a una sua parte della platea, un pochino prima, ma secondo me ci sono genitori i cui figli sono minori, Sì. e quindi in realtà stiamo guardando a Sì. credo, no? A beneficio un po' di tutti era
spiegare che cosa succede, quindi quali sono un po' le risposte dal punto di vista effettivamente di un punto di vista legale, anche degli atti che compie il minore che viene considerato capace di volere, se non si sostengono, e questo cosa implica? Poi un beneficio dei genitori che, o anche che hanno figli consolati, perché mi ha detto che però devono capire che cosa comporta non il secondo sostenimento. Sì, ok. E poi Buonasera. Grazie. Io invece torno sul discorso di terra e sulle cose che stavamo dicendo prima. Allora, una curiosità. Lei diceva tutore e protutore, ma nella firma del rendiconto annuale va messa anche la firma del protutore o solo del tutore? Poi, il discorso che diceva lei del ricovero, che prima ha parlato del discorso del ricovero e delle spese. Se nel ricovero succede che il tutelato richiede solo l'assistenza anche notturna dei familiari e non c'è quindi la certificazione della spesa, perché in quel momento gli unici che possono chi vuole accanto sono quelli. Lì come si fa a giustificare? E poi l'altra cosa che volevo chiedere è anche questa. A livello bancario ci sono dei conti correnti che sono chiamati definiti blindati per il discorso delle, come si chiama, delle pensioni sia a livello compensatorio che delle pensioni di invalidità. Nel momento in cui queste pensioni sono di bambini, quindi minorenni, il conto in cui si mettono non dà la possibilità di fare nessuna manovra, perché per esempio se io devo prendere il computer per un mio figlio che ha la disabilità professionale perché è un dispositivo di supporto, mi trovo a dover a non poter utilizzare per esempio neanche il bancomat perché questo conto è blindato completamente per il costo di fare un bonifico, non posso usare internet e quindi le banche mi blindano su questa cosa, cioè un genitore si deve anche rimuovere avendo anche la difficoltà, e è una cosa che secondo me andrebbe sistemata. Cioè, diamo il doppio lavoro a chi ha già difficoltà. E l'altra era una battuta, è una richiesta. Se una tutela è sotto previso, si può passare al pordenone? Il tutelato risiede per legge presso il tutore, quindi dovrebbe cambiare residenza. Basta spostarsi un pochino più in là, un po' più a est. Poi avete tutelato 50 km già lo stesso da fare. Okay. Allora. C'è una... Ultima. Sì, scusi, buonasera. Buonasera, avevo completamente fuori tema. L'amministratore di sostegno e le problematiche sanitarie dell'amministrato. Quando c'è bisogno dell'intervento della preoccupazione del giudice su interventi sanitari, di che livello, c'è un limite, ci sono delle... Domandona questa, Grazie. Cosa deve fare se vuole uccidere l'amministratore di sostegno? se vuole? Ricevere, vuole fare. Sì. Buonasera. Buonasera. Una domanda molto pratica per un genitore che ha un figlio minorenne
Stavo cercando di selezionare le risposte più facili per iniziare. In realtà non vedo di molte facili. Allora, cominciamo col chiarire che l'amministrazione del sostegno tendenzialmente riguarda solo i maggiorenni e può essere attivata nell'ultimo anno di minorità, minore età, ok? In previsione però di maggiore età. Responsabilità dei genitori nei confronti dei minorenni. È una responsabilità civile, ovviamente. Io, da tale punto di vista, consiglio sempre a tutti di avere una assicurazione per la responsabilità civile propria e dei figli. A me è capitato un caso che mi ha messo una preoccupazione personale poi mi ha fatto decidere per una certa soluzione, cioè una signora che in bicicletta ha investito un pedone. Non aveva una responsabilità civile propria, aveva solo quella dell'autovettura e purtroppo ha dovuto sborsare qualche miliardo di euro per risarcire il pedone investito sulle strisce pedonali, peraltro. Quindi tenete presente questa, direi, necessità. E qual è la responsabilità dei genitori? I genitori sono chiamati a rispondere dell'operato dei figli, ovviamente, anche degli atti dolosi, salvo che dimostrino di aver ripartito un'adeguata educazione, cioè man mano che il figlio si avvicina alla maggiore età e quindi diventa responsabile del proprio, meno incide la responsabilità dei genitori. Come si fa a dimostrare di aver impartito ai propri figli una adeguata educazione? Qui se ne vedono di tutti i colori, cioè le pagelle, ma mio figlio non mi condotta, quindi vuol dire che è un bravo ragazzo, e la lettera del parroco, sì, per me tra l'altro è uno dei casi che ricordo, anche lì con maggior dispiacere, è una gita parrocchiale sulla neve e un 17enne travolge con gli sci, un'altra 17enne, stessa corriera, stessa parrocchia, insomma, questa ragazzina torna all'urgenza a Nizza. Non vi dico che battaglie legate questi genitori hanno fatto, tra l'altro senza voler rovinare la vita, l'esistenza, l'altra famiglia, la parrocchia non aveva l'assicurazione. Allora, il caso è complicato, quindi per non complicarsi la vita ci facciamo un'assicurazione e quando uno dei nostri figli con disabilità diventa maggiorenne, iniziamo per tempo a preparare il ricorso per l'amministrazione del sostegno. L'amministrazione del sostegno serve ad attenuare molto la responsabilità, non la toglie, ma la attenua di molto, ok? Di moltissimo. Qui allora mi riaggancio alla domanda del Signore che dice: oh, mio figlio diventerà tra poco maggiorenne. Qual è il primo passo? Il primo passo, secondo me, è quello di rivolgersi a una brava associazione o agli assistenti sociali del proprio comune. Gli assistenti sociali solitamente sono sforniti di una autonomia economica, perché bisogna presentare il ricorso, ma una brava associazione ne sa dire qual è il contenuto di quel ricorso. Una brava associazione ne sa dire quali sono i documenti da allegare al ricorso. Il ricorso va notificato, una notifica è un affare un po' rognoso da fare, ma una brava associazione le sa anche indicare come fare le notifiche o a chi rivolgersi per fare le notifiche. All'interno del Comunale di Treviso e all'interno del Comunale di Pordenone comunque ci sono degli sportelli di volontariato e tendenzialmente questi sportelli di volontariato sono presenti in modo abbastanza capillare anche sul territorio, cioè
sono delle associazioni che tengono aperto nelle sedi magari un po' più lontane del tribunale uno sportello a cui rivolgersi. Questo è secondo me il primo passaggio, cioè trovare un'associazione, parlare con gli assistenti sociali. Gli assistenti sociali di Seotto, come nel resto di tutti gli enti locali, hanno pochissime risorse economiche e quindi faranno fatica a dire preparo io il ricorso, nel senso lo presento io come assistente sociale il ricorso. Quindi è bene avere una buona associazione di riferimento. Altra domanda facile, meglio, altra domanda che implica una risposta semplice. L'amministrazione di sostegno è un incarico pubblico. Per togliersi da un incarico pubblico bisogna fornire dei validi motivi. È abbastanza semplice però, perché si potrà dire, ad esempio, io sono amministratore di sostegno da 10 anni, da 20 anni, ho X anni, mi fa male al cuore, ci sento poco da un orecchio, ho una spalla che mi fa male, sto evidentemente un pochino esagerando, chiedo di essere dispensata dall'amministratore di sostegno e segnalo che è disponibile. Quando manca la persona disponibile all'amministrazione di sostegno a svolgere l'amministrazione di sostegno, e il giudice tutelare considera il ricorso come una grassatura. Perché? Perché il giudice tutelare che deve andare alla ricerca di chi può fare l'amministratore di sostegno. Ora ci sono degli elenchi e anche qui la maggior parte di questi elenchi è affollata di avvocati e ci sono molti avvocati che hanno fatto dell'amministrazione di sostegno la loro fonte di reddito principale, ok? E poi quanto è bene o non bene ricevere un amministratore di sostegno che è completamente estraneo. Ci sono degli amministratori di sostegno che compaiono esclusivamente al telefono e solo per dire sì, può andare in vacanza, no, non può andare in vacanza. Stiamo scherzando. E quindi sarebbe preferibile trovare qualcuno all'interno della famiglia, anche la famiglia allargata, delle amicizie strette. Non è facile trovare un amministratore di sostegno al di fuori della famiglia. Le persone sono sempre molto preoccupate, pensano subito, oddio cosa mi succede per il rendiconto, perché l'amministratore di sostegno riferisce al tribunale, ovviamente. Quindi si può facilmente ottenere la dispensa, c'è il rischio di vedere nominato amministratore di sostegno che è estraneo alla famiglia. Il rendiconto va firmato nel caso di tutela, come deve essere nel caso di amministrazione di sostegno, solo ed esclusivamente dal tutore, non dal protutore, non è necessario, e dall'amministratore di sostegno. Per quanto riguarda le spese, ripeto quello che ho detto prima, è importante essere molto, molto chiari, tenendo presente però che nel caso di familiari l'assistenza assolutamente non viene retribuita, perché c'è il vincolo familiare, che è un vincolo di gratuità sostanzialmente, anche se è una cosa che non sempre scorre agevole, perché magari qualcuno fa l'assistenza diurna, per esempio, è dovuta stare a casa del lavoro o ha dovuto prendere ferie, però è inutile che mi spieghi. Sui conti correnti, allora, i conti correnti intestati ai minori che
al cosiddetto vincolo del giudice tutelare, cioè possono essere mossi solo con l'autorizzazione del giudice tutelare. Ecco allora perché è importante che nel decreto di nomina si chieda subito: chiedo di essere autorizzato a poter prelevare la somma di euro 1.500 mensili per provvedere alle ordinarie esigenze di vita di Carlo, di Antonio. Ok? E allora, sempre in base alla mia esperienza, con le banche tutto sommato si riesce a ragionare in qualche modo, con le poste è come non so, come mi sembra è difficilissimo, sono molto rigide, per cui è bene munirsi subito degli strumenti sin dall'inizio per poter procedere agevolmente alla gestione del denaro. Mi sembra strano ma può accadere che le somme percepite non siano movimentabili attraverso il bancomat o il banco posta. L'alternativa è cambiare banca. Okay. Ma il più delle volte viene fatto un libretto al minore e su quello il genitore agisce, preleva i soldi Sì. e li mette nel suo conto e ne dispone al 100%. Sì, non riesco a seguire il caso concreto, non so cosa la banca voglia o pretenda, perché in realtà le somme sono vincolate al giudice tutelare, nel senso che il giudice tutelare autorizza un prelievo mensile, poi per il resto la banca deve attenersi a quello che il giudice tutelare prevede. Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari. Allora, è uno dei problemi più difficili. Lo semplifico molto questa sera. In linea generale, per qualsiasi persona che abbia o non abbia l'amministrazione di sostegno, i trattamenti sanitari avvengono con il consenso della persona interessata. Estremizzo. Anche mettere spondine a letto è un trattamento sanitario. Quindi in ospedale io dovrei poter esprimere il mio consenso. Cosa succede se la persona ricoverata non è in grado di esprimere il proprio consenso? Perché il medico la prima cosa che fa è chiedere il consenso. A chi lo chiede? Lo chiede, supponiamo, ai genitori. Non ha nessun valore legale il consenso dei genitori per un figlio disabile maggiorenne se non c'è amministrazione di sostegno. Non ha nessun valore legale il consenso dei genitori con un figlio maggiorenne con amministrazione di sostegno se non c'è l'autorizzazione del tuo decreto. E allora stiamo tutti lì in attesa del giudice tutelare di giorno e di notte, corriamo dietro al giudice tutelare di giorno e di notte. No, il bravo medico e il 99,9% dei medici che sono tra il bravo e il molto bravo, a mio modo di vedere, il bravo medico, dicevo, sa che
consenso può essere presunto sulla base di quello che i familiari riferiscono. Sì, mio figlio sarebbe stato d'accordo. Ci siamo? Oppure no, mio figlio sarà schizofrenico, avrà l'amministratore di sostegno, caso di un successo, ma non sarebbe mai stato d'accordo a farsi amputare una gamba. Ma non perché è matto, ma perché a me più volte ha preferito, c'è anche la madre, ok? Quindi, semplifico molto, davvero, il consenso è prestato non come ci fanno firmare dai genitori o dai fratelli o il fratello e la mamma, ok? Il consenso è prestato sulla base della volontà presunta del beneficiario. Sono stato chiaro? Proprio tecnicamente è così. No. Quindi un bravo medico, e ripeto, i medici sono bravi, vi ascolterà e dirà: la mia proposta è questa. Io ritengo che si debba procedere in questo modo. Siete d'accordo? Non vi dirà, cioè vi chiederà così, ma sta intendendo: raccontatemi quello che il figlio, la mamma, il papà anziani avrebbero gradito per sé. Sono stato chiaro su questo? Ripeto, ho semplificato molto, è una questione molto complicata. Io lo zio con 91 anni in ospedale, con qualche marcata difficoltà cognitiva, ho parlato con il medico, sì, non so se sarebbe stato d'accordo, su questo non c'è problema, insomma. Luca Germanini. L'amministrazione di sostegno è, come spesso accade, è una legge con un freno a mano tirato. È una legge che doveva essere molto spigliata, pensando che tutti i giudici tutelari fossero disponibili anche il sabato e la domenica, e non è ovviamente così. E cosa fare in questi casi? In questi casi in cui Cosa che ha già anche sviluppato altre ottime capacità, e in questi casi bisogna agire per tempo, ok? E cioè cercare anche dal punto di vista degli investimenti, eventualmente piccoli investimenti, grandi investimenti, di poter per tempo creare un gruzzolo da poter investire. Certo, gli strumenti finanziari sono strumenti per me difficilissimi, per altri difficili, per altri più facili da gestire, molto più facili da gestire. Bisogna rivolgersi a professionisti, ma anche o solamente di assoluta fiducia. Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno, non ci sarà mai un giudice tutelare che vi considererà investimenti, che vi consentirà investimenti azionari o in altro modo speculativi, che non siano poi tra l'altro attraverso, non intervengono poi attraverso solitamente le banche, già i fondi di gestione vengono mai visti. E qui tocco, scusate proprio l'ora, e qui tocco un altro grossissimo problema. Il problema delle amministrazioni di sostegno sono i giudici tutelari e la formazione dei giudici tutelari. Innanzitutto perché il giudice tutelare più o meno 3 volte a settimana sbotta dicendo: io non sono un assistente sociale. Prima cosa che dice. L'altra cosa che dice sempre questo
almeno un paio di volte a settimana è: ma io chiamo il mio amministratore di sostegno, ok? E la terza cosa che dice è: io di questo rendiconto non ci capisco niente. Sono queste le cose reali che accadono poi. Allora, il problema è la formazione dei giudici tutelari. I giudici tutelari non possono più permettersi di considerare le amministrazioni di sostegno, soprattutto per l'incidenza numerica che hanno sulla popolazione, e avranno sempre di più, come delle procedure burocratiche che devono essere fatte dal cancelliere, che poi me le deve passare solo per essere vistate, neanche firmate, vistate. Lì c'è un grosso investimento che stiamo cercando di fare proprio sui nuovi colleghi professionali, e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura sta prevedendo che in ogni tribunale sia costituito l'ufficio del giudice tutelare. Esiste già il giudice tutelare. Cosa significa istituire l'ufficio? Cioè mettere a capo un magistrato professionale di una serie di giudici tutelari onorari, perché agiscono innanzitutto tutti più o meno tendenzialmente allo stesso modo, e due, perché riservano una formazione adeguata anche solo nel modo in cui condurre una visita presso il domicilio del beneficiario non prospettabile. Ci sono modi e modi di entrare nelle case delle persone e di conseguenza modi e modi di poi ritagliare il provvedimento. È faticoso perché l'amministrazione di sostegno, io a Pordenone viene considerata spesso come una scocciatura, un adempimento che sta poco più sopra che l'amministrazione in condominio è molto più complicata, insomma, no? Io a Pordenone ho 7 giudici tutelari, 2 sono giudici togati, gli altri 5 sono onorari, e ho costituito questo ufficio dell'amministrazione del giudice tutelare. Ho nominato un responsabile, ho previsto una serie di attività di formazione. Lì è dove stiamo cercando di lavorare, non solo con i tutelari, per migliorare il servizio. Non posso chiederti una cosa proprio che dicevo prima, perché si sta diffondendo un po' anche nel Veneto questa abitudine di far pagare al beneficiario, diciamo al tutelato, le consulenze sulla rendicontazione da parte di una commercialista terzo, perché appunto, come dicevi, il giudice non è in grado di sì. Allora in questo caso come ci si diffonde? Ormai si sta sì, è una cosa, una prassi che comincia, ovvio che è chi ha il patrimonio ovviamente un pochino più complicato da gestire, no? Perché si deve fare la prestazione di un commercialista per spiegare al giudice qual è la posizione economica. Beh, sostanzialmente non c'è difesa, nel senso che il provvedimento del giudice tutelare è reclamabile. Uno può dire, caro giudice tutelare, hai deciso in un modo che a me non sta bene. Per fare reclamo bisogna prendere un avvocato. Se prendi un avvocato, magari vuol dire che il reclamo si presenta al tribunale, quello composto da 3 persone, perché il giudice tutelare è uno solo, e ora che paga l'avvocato ha già pagato il commercialista, no? E qui torniamo, in una causa la domanda è stata posta proprio il termine di quello che dicevo, cioè la necessità di una formazione
dei giudici tutelari. Qui è molto importante anche la lettera di volontariato, cioè un rendiconto spiegato bene, fatto bene, evita sicuramente questi problemi. E chi mi aiuta a fare un rendiconto fatto bene? Le associazioni di volontariato. Ripeto, ci sono gli sportelli poi all'interno del tribunale e adesso tra l'altro addirittura esistono delle società che vendono ai tribunali i programmi per gestire i rendiconti, per cui nello sportello, supponiamo, di Conegliano di una certa associazione, il tribunale di Treviso potrebbe potrebbe far accedere a questo programma i volontari di quell'associazione che quindi aiutano nella compilazione del rendiconto compilando una scheda, un format che compilano. Se posso dare un'informazione su questa cosa, nel nostro distretto esiste uno sportello gestito da ULS e complemento del volontariato del distretto di Vesuvio come sede dovrebbe avere la Conegliano di Torrevento. È stata sospesa per un periodo perché era andato in appalto un altro gruppo di avvocati, comunque adesso dicono che dovrebbe riaprire uno sportello per le pratiche degli amministratori di studio sia di Torrevento sia di Conegliano. Le previsioni lo dicono a breve, però insomma, basta sentirsi informati. Tenendo presente che, come di dirlo anche oggi in un'altra occasione, tutto quello che le associazioni di volontariato fanno in relazione alle amministrazioni di sostegno è tutto lavoro che altrimenti ricadrebbe sui servizi sociali del comune e dell'ospedale. Quindi anche i comuni dovrebbero ripensare a, l'ho detto, a degli amministratori del Veneto, non quindi distribuire la istituto sociale, dovrebbero ripensare a come stanno finanziando, chiamiamoli così, gli sportelli di prossimità, no? Perché se io non ho un volontariato che mi aiuta a presentare una richiesta per una nomina di amministratore di sostegno, presentare un rendiconto, significa che io sono portando degli assistenti sociali del mio comune. Tutto quel lavoro viene tolto dall'ente locale per essere assegnato, per essere portato in tribunale attraverso gli sportelli del volontariato. Sulla tenuta delle risorse, sul costante aumento di risorse limitate, credo non ci siano considerazioni da fare. La situazione. Nel momento in cui viene nominato l'amministratore di sostegno esterno per una serie di motivazioni, perché familiari e quant'altro, ma ci si rende conto che quell'amministratore di sostegno non sta proprio facendo il suo lavoro. Sì. Può essere revocato? Sicuramente sì, va ovviamente la richiesta di revoca può pervenire direttamente dal beneficiario, se in grado di farlo, oppure diciamo così, dai familiari o dagli interessati. E allora l'amministratore di sostegno vivrà la cosa come un'offesa personalissima e gravissima, e quindi anche perché dovrà descrivere i meccanismi. Ricevuta la richiesta di revoca motivata, ovviamente, cosa farà il giudice tutelare? Visto supponiamo che sia un avvocato o un dottore commercialista, non lo so, visto all'avvocato Tizio, amministratore di sostegno di Caio, affinché riferisca. Questo è il compito. Cioè, il giudice scriverà questo, ok? Dopodiché l'amministratore di sostegno estraneo dirà: no, non è vero, anzi, guardi, quello che ha chiesto la revoca è lei che ha un problema, anzi è lei che dovrebbe avere l'amministratore di sostegno, mica quest'altra che è sua sorella, ok?
Il giudice tutelare cosa farà? Convocherà a fatica, convocherà le parti, perché è una cultura di scapole, le parti più o meno garbatamente si diranno un po' di insolenza, molto più spesso si insulteranno reciprocamente davanti al giudice tutelare, e il giudice tutelare cosa farà? O nominare un altro estraneo oppure conferma. Cosa intendo dire con questo? Le richieste di revoca dell'amministratore di sostegno in carica devono essere ben motivate e non devono basarsi sugli aspetti ideali, che sono poi gli aspetti più importanti dell'amministrazione di sostegno. Non ho mai visto l'amministratore di sostegno di mio fratello venire in casa per verificare come sta, ok? L'amministratore del sostegno di là, nessuno mi ha chiamato, c'è il telematico, potevo fare una videochiamata e io mi potevo rendere conto di come stava l'amministratore del sostegno e il beneficiario, chiedo scusa. Non ho mai visto l'amministratore del sostegno prendere contatti con la struttura presso la quale mio fratello va al diurnato, supponiamo, non avere i miei compiti, non scrivere nel decreto. Sono motivazioni molto fragili queste, no? Da parte dell'amministratore di sostegno. Però quindi direi di essere ben attenti a come costruire la domanda di revoca. Magari nero su bianco. Molto nero e molto su bianco. Sì, ciao. Per cambiare il conto corrente da una banca all'altra, Sì. bisogna dire giusto superare. Tendenzialmente sì, però la banca non fa problemi? Anche no, lo si mette in rendiconto. No, nel senso lo si mette nel rendiconto, sì, quando si presenta il rendiconto si segnala che il conto corrente acceso presso la banca di San Crispino è stato spostato, è stato chiuso e l'importo integralmente trasferito presso la banca di Sant'Antonio perché offriva una condizione migliore, perché la filiale è più vicina a casa, perché ci lavora mio figlio, insomma si motiva. L'importante è che poi i saldi, la chiusura dell'uno sia esattamente uguale alla chiusura dell'altro. Posso fare una domanda? Un amministratore di sostegno può fare qualcosa perché i parenti non si sono mai interessati del beneficiario? Sì. Può fare qualcosa perché non venga dato in un po' tutte le unità ai parenti? Mi dice per rispondo, mi sembra. Però lì che la cosa molto acquisto auto. Sì. Io dico, ok, è amministratore di sostegno, deve prendere Un'auto, sì. Ore, beneficiarie, chiaramente eccetera. può essere imputata una percentuale della spesa anche sul conto del figlio, diciamo, Allora, cominciamo dai parenti disinteressati, ok? Quando penso, se ho capito bene, che lei si riferisce al caso in cui il beneficiario ha delle proprietà, ok? Il beneficiario non può fare testamento, capisco bene, e ci sono dei parenti che prima o poi si farà, il più tardi possibile, però parteciperanno all'eredità pur essendo sempre rimasti assenti nella vita di questa persona. No, l'amministratore di sostegno non può fare nulla, può fare una cosa però, spendere tutti i punti. E cioè, lo so che è una banalità, però questo ci consente di recuperare una moneta. Quei soldi, supponiamo che siano soldi, quei soldi non
andrà una settimana in più in ferie, andrà una settimana in più in ferie in un hotel a 4 stelle invece che 3. È in casa di riposo, no? Proprio non si possa fare nulla. No, non lo può fare perché sono le donazioni, eccetera, sono atti personalissimi, non si possono fare attraverso un'altra persona. Cioè io non posso, anche qui sto semplificando molto, ma è così. Non posso dire a Tizio dona per me, o a riciclare, autorizzami a donare per conto del beneficiario. Acquisto auto, che è chiaramente un'auto finalizzata anche all'utilizzo per il trasporto della persona disabile. Io farei sinceramente un tentativo con il giudice tutelare, lo farei volentieri, soprattutto nel caso in cui il beneficiario abbia delle adeguate disponibilità economiche. Se ha 1.000 chiedere un contributo? No. Se ha 10 chiedere un contributo proporzionato può essere ragionevole. Quindi sì, ci proverei, insomma. Sono per i mobili. Per i nonni, sì. Tutti i figli e un genitore Sì. hanno una quota. Sì. Per evitare noi genitori che siamo verso... Sì, verso. Si potrebbe mettere tutto in vita, diciamo, ai figli, quelli che non hanno problemi, però gli altri avrebbero l'usufrutto. Perciò avendo l'usufrutto rimangono loro Dentro. Allora, la risposta è sì, si tratta di tecnicamente una donazione. Allora, le donazioni che noi facciamo sono, per così dire, un modo anticipato di disporre della nostra eredità, di quella che noi lasciamo, di quella che eventualmente consideriamo. E quindi quello che noi doniamo viene utilizzato per calcolare quello che noi doniamo oggi, verrà utilizzato per calcolare quella che dovrebbe essere stata l'eredità che io avrei lasciato. Ok? Un discorso un pochino complicato. Si tratta anche in questo caso di rivolgersi a un notaio, spiegare bene la situazione, viene donata ai figli non disabili dall'unica proprietà, l'usufrutto rimane in capo ai figli disabili. Quando poi ci sarà da disporre dell'eredità, i fratelli si metteranno un po' d'accordo tra di loro. Qui è importantissimo l'intervento del notaio, ok? Quindi sì, è possibile. Sì. Una cosa, un genitore con un bambino, bambina minorenne, vuole un po' di anni avanti a me, quindi Sì. fare questo pezzo. Sì. Se non ho capito male, adesso io posso disporre dei soldi del conto corrente di mia figlia senza chiedere permesso a nessuno sostanzialmente. Quindi esatto, e posso anche già cercare l'opportunità con una consulenza di trovare degli strumenti finanziari già da ora, che poi quando mia figlia compirà 18 anni sarà una cosa fatta e magari andranno avanti perché sarà una cosa fatta. Invece al compimento di 18 anni quel conto corrente mi si blinda sostanzialmente perché dovrò, cioè se io non divento amministratore di sostegno o se non viene nominato, succede cosa? Nulla, nel senso che quel conto corrente
galleggiare tranquillamente, continua ad essere movimentato e potrebbero sorgere dei dubbi alla banca solo nel momento in cui da maggiorenne la figlia dovesse ricevere una pensione, per esempio. È un fondo corrente della pensione dell'INPS che è stato aperto apposta su di obbligo per il versamento delle pensioni, quindi lì confluisce solo quel denaro. Quindi è la pensione. Sì, ma al compimento della maggiore età, se la banca non fa problemi, siccome la missione di sostegno non è obbligatoria, può viaggiare tranquillamente col conto di Stato senza problemi. Sì, poi potrebbe essere però che la banca a un certo punto richieda qualcosa. In questo caso appunto bisogna ricorrere ad una sanzione di sostegno al compimento della maggiore età, o per meglio dire, se vogliamo prenderci per tempo, al compimento dei 17 anni cominciare la procedura. Sì, non capisco chi non nomina un amministratore di sostegno come gestisce il figlio maggiorenne, cioè come gestisce i soldi, cioè si gestisce basta e se nessuno ti dice niente. Esatto. Ok. Sì. Lo posso fare? Sì, certo. Sì, sicuramente. Provare che fare prima nessuno. Certo, si spera ci sono degli anni di accumulo proprio, ci sono tante cose, tra cui anche questi anni di accumulo a capitale conservato. Bene, si è fatta una certa come sempre. Non possiamo che ringraziare il giudice, quindi penso che sia così.